tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ciao, io mi chiamo Mario, ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le persone allegri ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma perché si sente male, grida, piange, non la smette mai e per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice, che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il campione. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento. E allora corro la radura insieme ad altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura di coglioni. Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante, scatto, dribblo, tiro in porta e il portiere non può più farci niente. Poi da più lontano sento mia madre che dice: Mario, vieni qua, prendiamo tutto quello che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Siamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene! Ma guarda te che iella, proprio a me doveva capitare. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbalziare bocca? E poi a chiamare la barca ci vuole un bel coraggio. Stare in 3 seduti in mezzo metro di spazio e come negli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ma se soltanto sposta anche un solo centimetro il piede, questo davanti si sveglia ed inizia a dire che ho sete. Io pure ho sete, fame, sonno, mi fa male la schiena, ma non c'è mica bisogno di fare tutta questa scena. Poi c'è questo in fianco che chiude gli occhi, non li apre più, e da 2 giorni che dorme pare non respira più. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stato. 3 giorni fa ne hanno buttate una ventina in mare. Mamma dice che volevano nuotare e io li sentivo gridare e non sembravano allegri, ma almeno adesso no, un po' di spazio per i piedi. E il 6° giorno e adesso dorme pure la mamma. Stiamo tutti bene, sì, dorme pure la mamma. Un tipo magro a 4 fila più in là grida che vede la Madonna e questa barca adesso puzza di benzina e di morte. Mamma ha detto di non farci caso, di essere forte, di fare il bravo bambino e star seduto qua, che mamma adesso se dormente raggiunge papà. Però piangeva e si sforzava di sorridere, forse da tanto stanca pure lei. Stiamo tutti bene, sì. C'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo in cielo non c'è neanche la luna. La gente grida, chiede aiuto ma nessuno risponde. Mi guardo attorno e neanche a dirlo, sempre solo onde dopo onde, ancora onde. Allora onde evitare di addormentarmi come con gli altri e essere buttato a mare. Mi unisco al coro della barca e inizio a piangere e gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche nuotare. Stiamo tutti bene, 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 stiamo tutti bene. Magari nel contesto non ci stava, però visto che è la festa dell'emigrante riflettiamo un pochino.